Quasi un plebiscito a Valvasone e ad Arzene per la fusione dei due comuni. Dal 1° gennaio formeranno un'unica entità civica di 4.000 abitanti. Primo esempio di aggregazione amministrativa nella destra tagliamento, come ci spiega in questo collegamento da Pordenone Tino Zava. L'86% ha detto sì, anche se la partecipazione al referendum è stata in entrambi i comuni inferiore al 50%, ma contavano solo i consensi. Anzitutto l'iter: entro 2 mesi la Regione dovrà licenziare la legge provvedimento che sanzierà una fusione che diverrà concreta dal 1° gennaio. Prima ancora però le due assise dovranno elaborare lo statuto. Il nuovo ente si chiamerà Valvasone Arzene, con Valvasone capoluogo e sede municipale, mentre ad Arzene rimarranno i servizi di politiche sociali e la prerogativa di ospitare le sedute del nuovo Consiglio Comunale, che scaturirà, sindaco ovviamente compreso, dalle elezioni di primavera. Il sogno si è avverato, hanno esclamato ieri sera i due primi cittadini, Maurmai e Raffin, che hanno lasciato peraltro la porta aperta ad eventuali altre aggregazioni. In origine doveva essere una fusione a 3, sfumata tuttavia nel referendum del 1° dicembre scorso per il voto contrario di San Martino al tagliamento, circostanza che aveva fatto ripartire tutto da capo. E anche questa volta i cittadini di Valvasone ed Arzene hanno confermato la loro volontà di unione. Di 700.000 euro il contributo già stanziato dalla Regione come premio della fusione, ma altri incentivi sono ora attesi del nuovo comune con la legge di riforma degli enti locali. Trieste.